Vediamo oggi chi è il più veloce. Madonna mia, non riuscirò mai a pronunciare quel coso. Ciao Simone. Ho crollato tutto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Mattia. Ciao Tore, ciao Checco. Ciao a tutti ragazzi. Come state? Spero bene. Ciao Luche. Ciao Vince, certo che mi ricordo. È strano, però mi ricordo. Anche qui fa caldo. Anche qui. Sto finendo di vedere Cagliari Lazio. Tanto tra un po' ne comincia un altro di Cagliari Lazio, quindi. Beh, il Cagliari ormai è arrivato a 40 punti, ha finito la stagione, vince. Non c'è tanto altro da fare. Ormai ha finito la stagione, non può più chiedere nulla al campionato, quindi è finita. La stagione del Cagliari adesso è finita. A meno di grandi colpi di scena, è difficile che potremmo puntare a un qualcosa di più. Ciao Christian, visto che siete salvi direi che alla fine i 3 punti potete lasciarceli. Ma tanto lo scudetto ormai è da Juve, Luca. Che ci fate con 3 punti? Ormai lo scudetto è da Juve. Ciao Ale. Ah, ok, Vince. No, perché era una cosa allucinante, non sarei mai riuscito a pronunciarlo. Sono un po' rammaricato per i 2 gol annullati a Simeone. Beh, 2 gol molto dubbi, annullati molto dubbi, però purtroppo se per adesso c'è questo regolamento non possiamo farci nulla. Non è che questo regolamento vale solo per noi, vale un po' per tutti. Ciao France. Ciao bello. Ciao Luke. Non ti preoccupare, Vince, ognuno ha i suoi impegni. Non ti preoccupare. Tanto pure io ultimamente non è che sia stato molto presente su YouTube. Quindi tranquillo, non ti preoccupare. Ah, ragazzi, che mi dite? Che mi raccontate? Comunque la squadra mi piace anche il 3-5-2. Dipende dagli interpreti, Tore. Va, diciamo che va, Christian. Va. Ciao Destrox. Ciao Miro, sono un ragazzo che ha iniziato a fare video su YouTube sul Cagliari da poco. Dopo vorresti passare a vedere il canale? Certo, un salto ce lo faccio assolutamente. Assolutamente, Gabriele. Per me in cinese potresti aver scritto qualsiasi cosa, perché tanto non lo saprò mai cosa significa. Però apprezzo il pensiero. Oddio, che cazzo è successo qua?
Sta succedendo un bollo. Ho combinato un casino, ho premuto tasti random. Mamma mia, dispiaciutissimo. Infatti vedete che non sto in vena sapendo che non c'è più Cacciatore. È normale. Domenica segna Farias. Ma questo Liga è una bomba da terzo centrale difensivo, che dici? Anche da terzo centrale difensivo non è male, però sull'esterno a me ha stupito veramente tanto. Cioè l'ho rivalutato veramente tantissimo Nico Giannis. Veramente, veramente tanta roba ultimamente. Non me lo sarei mai aspettato, ma mai nella vita. Tanto c'avevo anche Alessandro. A parecchi miei amici ed alcuni mi faccio schifo perché dicono che mi piacciono le ragazze cinesi. Vabbè, ognuno ha i gusti sua. Cosa ne pensi del possibile trasferimento di Joao alla Fiorentina, che è una barzelletta con le cifre di cui si parla? È letteralmente una barzelletta. Cacciatore è andato a caccia, esatto. Comunque la difesa bene, tu che pensi che va rifondata completamente? Completamente rifondata. Che pensi della situazione di Raja? Io penso che il Cagliari sicuramente un tentativo per far rimanere Nainggolan a Cagliari lo farà sicuramente, però regà, stiamo a parlare di un giocatore che come minimo ci devi sborsare una ventina di milioni e quello non sarebbe tanto un problema perché magari il Cagliari potrebbe prendere i soldi dalla parte di Barella che ancora cede dall'Inter. Poi c'è comunque l'ingaggio, è quello il problema. L'ingaggio è un grandissimo problema. Non lo so. Spero che rimanga però. Ciao Simo. Ciao, anzi a tutti e due i Simoni, a Rambo e a Simone. Ciao a tutti ragazzi. Ciao anche a dottor Bococco. Domenica non sarà facile, ma dobbiamo vincere. Ma dobbiamo, mo non è che è imperativo vincere, però bisogna evitare le figure di merda, ecco. Bisogna portare avanti il campionato nella maniera più dignitosa possibile, perché tanto ormai tutto quello che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto. L'Europa è praticamente infattibile, quindi soprattutto con questo Milan, quindi staremo a vedere. Cosa ne pensi? Ah, Sly, come si chiama? Allora, ti premetto che io non guardo il calcio estero, specialmente quello tedesco e francese. Quello tedesco perché mi fa altamente cagare e quello francese perché tanto è inutile guardarlo, dato che il campionato lo vince ogni volta il Paris Saint-Germain e poi soprattutto perché è finito. Quindi Sly là lo conosco di nome, però non l'ho mai visto, quindi non ti posso dire niente. Stessa cosa per quello del Lille. Non l'ho mai visto, quindi non saprei dirti niente. Per la prossima partita ci avrebbe fatto molto comodo Cacciatore, magari in versione andata con la super paradola. Esatto, forse solo per quello. Forse solo per quello. Almeno il nono posto, ma cambia poco tanto, regà, cioè, non è che cambia chissà che da nono posto all'11° posto. Ormai la figura di merda l'abbiamo fatta. Sì, ma non è che si guadagna tanto di più, non è quel guadagno che ti fa fare la differenza. Simo, è quello. Puntiamo perlomeno alla parte sinistra, giusto per evitare la Coppa Italia subito subito, ma giusto per quello, perché se no... Ciao Ale! Tu non ci credi proprio per nulla al 7° posto, ricorda che nel caso abbiamo scontro diretto con il Milan. Sì, ho capito, però ormai il 7° posto è andato.
Il settimo posto è totalmente andato. Cioè, non è aritmeticamente andato, ma serve una botta di culo in mano, ma grossa come una casa, anche perché mo vado un attimo a controllare quella che è la classifica. Al settimo posto c'è il Milan a 49 punti. A noi ci mancano 9 punti per arrivare a pari col Milan. Noi dobbiamo sperare di fare 9 punti, quindi 3 vittorie sostanzialmente in 8 partite, e sperando che il Milan le perda tutte. Sì, abbiamo lo scontro diretto col Milan, però regà, il Milan da adesso è in forma. Il Milan da adesso è in forma. Senza contare che poi noi dobbiamo ancora affrontare la Lazio, che per carità adesso non è nel suo miglior momento, ma è comunque la Lazio, è una squadra superiore a noi. Dobbiamo affrontare, e a me mi preoccupa tantissimo, il Sassuolo. Dobbiamo affrontare la Juve. Quindi, regà, 9 punti. Sperando che il Milan non ne faccia altri, perché dobbiamo sperare che il Milan non ne faccia altri. Regà, l'Europa è andata. Con 15 milioni che offrono per Joao non compri neanche Gagliardini, ma Gagliardini non ne vale manco uno. Qualche milioncino in più in cassa fa comodo, dai. Sì, non è che non faccia comodo, però manco a svenasse per qualche milioncino in più, cioè, capito? Quando rientrerà Pavoletti, Despotov, poi avremo anche Simeone, Joao Pedro, pensi che qualcuno vada via? Io spero che vada via Pavoletti. Io spero che vada via Pavoletti. Sarà già troppo se ci riprenderemo all'ottavo o al nono posto, ragazzi. Noi ci dobbiamo ancora ritrovare, mentre altre squadre, sia più forti sia più deboli, sono già ritrovate e stanno correndo, esatto. Io ho detto sinceramente non ci credo più, ma se vincessimo la prossima e il Milan perdesse, forse è ancora uno spiraglio aperto. Sì, ma mancherebbero comunque 6 punti. Mancherebbero comunque 6 punti. Che non so la fine del mondo, però ci credo poco. Cosa ne pensi dei giovani prospetti difensivi del Brescia? Ci stanno Semprini e Papetti. Papetti ho visto che è andato in gol in alcune partite, se non mi sbaglio l'ultima contro l'Hellas e anche in quella contro il Genoa. Non l'ho visto tantissimo Papetti. Semprini sinceramente non l'ho mai notato, cioè se c'è stava o non c'è stava in campo io non lo notavo. Cistana è un buon difensore centrale su cui il Cagliari potrebbe assolutamente puntare. Cosa ne pensi di Dennis Mann dello Steaua? Nelle ultime ore Giannini sta provando a prenderlo, calcolo che lo vogliono pure in Premier. Ma io amo lo Steaua, però non guardo le partite, quindi non saprei nemmeno di che giocatore stiamo parlando. Non ho idea di chi sia, sinceramente. Ciao Malato di Calcio, ciao Dani, ciao Briccolo, ciao a tutti ragazzi. Anche il Milan ha partite toste, sì, però sempre Mattia. Io di Roma, io sono di Roma. Despotov nel 3-5-2 secondo me ci sta. Se lo metti come seconda punta, assolutamente. Assolutamente. Torsby della Sampdoria ti piace? No, sinceramente no. Ho letto che vuole un difensore del 99 del Braga che si chiama Carmo? Non riesco a leggere. E un attaccante 98 tennismano della Steaua Bucarest. Io sinceramente terrei direttamente Despotov per la difesa, magari uno più bravo. Per la difesa qualcuno dobbiamo prendere. La difesa va completamente rifondata, ragazzi. La difesa va completamente rifondata. La difesa va presa e rifatta tutta, completamente. Il Milan per come sta messo non li perde 6 punti. Esatto, esatto. Cioè le brutte al posto di vincere una partita la pareggia, ma il Milan
purtroppo per noi adesso sta in forma e non li perde. Sei di Roma e tifi il Cagliari, com'è possibile? Ci stanno tante persone che sono nate in altre città e tifano squadre di altre città. Non mi pare una cosa così strana. Comunque mio nonno era sardo e quindi tifo Cagliari, semplicemente questo. Auguri, Vince, auguri. Secondo me dovremmo dare una possibilità a Despot, assolutamente. No, esterno destro no, Despotov, perché nel 3-5-2 esterno destro dovessi farlo a tutta fascia. Despotov non può farlo a tutta fascia. Despotov principalmente spicca in fase offensiva, quindi non metterlo sull'esterno sarebbe limitante per lui. Limitante, vabbè. Abbiamo sfumato giocatori come Barro e Bastoni, che adesso stanno facendo molto bene. Che ne dici? Bastoni è stato l'Inter che non ha voluto metterlo nella trattativa per Barella, se non ricordo male, perché si parlava di Bastoni e di Di Marco come contropartite, però potrei sbagliarmi per Barella quest'estate. Però poi l'Inter non ha voluto metterle per evitare un caso Zaniolo bis, ecco. Io Bastoni me lo sarei preso volentieri perché un giovane in difesa serve. Barro non so quanto concretamente il Cagliari ci abbia provato per lui, però farebbe comodo, quello sì. Pisacane, Cepitelli e Clavan via subito. Diciamo che non è meglio se non rimangono, ecco. Lo immaginavo, Mattia. Però ora vendere Pavoletti non conviene. Lo so, però è l'unico che puoi vendere. Esatto, grazie che hai spammato il mio video. Gente come De Frel, Barro e Bastoni potevamo prenderla, dacci Riccardi. Regà, Bastoni era inserito lo voleva inserire l'Inter o magari lo richiedeva al Cagliari da inserire nella trattativa per Barella. Però poi l'Inter ha deciso di non metterlo. Non è che poi obbliga una squadra a vendere un giocatore, se non lo vogliono vendere, ti adatti. Quando il mio Napoli rigiocherà contro il Barcellona, secondo te il mio Napoli passerà il turno? Lo spero per voi, lo spero per voi. Sinceramente anch'io non capisco sta cosa, con tutto il rispetto ovviamente, che tutti fil Cagliari essendo romano, non ci vedo nessun nesso, scusami se sono sincero. No, ma per carità, ognuno è libero di pensarla come vuole, dottor Bococco. È un po' come i calabresi, per esempio, che tifano Juve. Per dite, che nesso c'è? Perché tifano Juve? Io sinceramente non mi è mai piaciuto, perché da bambino sono stato anche di altre squadre, eh. Ho tifato la Roma, la Lazio, l'Inter da ragazzino per sentirmi parte di qualche cosa, no? Però sostanzialmente a me non mi è mai piaciuto di fare le grandi squadre, mai. Mi è sempre piaciuto magari una cosa, paradossalmente, anche se siamo l'ottava squadra più tifata in Italia, una cosa un po' più intima, ecco. E ho capito che in realtà io tifavo Cagliari. E perché tifavo Cagliari? Perché mio nonno appunto era sardo. Io sono nato e cresciuto a Roma, però ho origini sarde e nella mia famiglia non c'è nessuno che tifa Roma o Lazio e tifiamo tutti Cagliari, a parte i parenti acquisiti ovviamente. Carboni, pur essendo inesperto, è una promessa del calcio. Per quanto riguarda Despotov, nel suo campionato dove è ora sta facendo gol spettacolari. Despotov è tornato al Cagliari, ragazzi, ricordiamoci questo. Ha giocato bene allo Sturm Graz, però adesso è tornato. Non possiamo usarlo, però è tornato. Però erano tutte e due in prestito le contropartite, tanto. Però intanto ce l'avevi almeno per un anno, capito? Se scende la spalla, c'è qualche elemento che ti piace. A me non dispiace Fares. Sinceramente, adesso come adesso, della spalla non c'è nessuno che mi intrighi. Buon pomeriggio, Zares. Anch'io preferisco Simeone, Ale. Ciao, Giova! Un bacione. L'Inter si lamentava del prezzo di Barella.
Però ora col senno di poi firmerebbero col sangue per poter avere un altro come Barella e Rose. Esatto. 4-3 con Despotov. Il problema è che a sinistra non abbiamo nessuno. A sinistra puoi spostare Joao. Ci metti Joao. Comunque almeno per arrivare in Europa avremmo dovuto vincere con Bologna e Fiorentina. Per arrivare in Europa non avremmo dovuto praticamente fare dei risultati di merda per 12 partite consecutive. Semplicemente quello. Un Glick, un Pinto e un Ovedes che sono svincolati piacerebbero al Cagliari. No, basta vecchi, basta. Basta. Abbiamo bisogno dei giovani. Per quanto ci hanno potuto avere una carriera fantastica, tutto quello che volete, grandissimi difensori centrali, però basta vecchi, basta vecchi. Con un 4-3 giocherebbe magari Joao a sinistra, Despotov a destra e Simeone e Papa al centro, esattamente. Io ho tifato 15 anni e mezzo della mia vita al Milan e ora lo simpatizzo e basta, tifoso solo Cagliari. Questo perché ho deciso io, per amore della mia patria, di tifare Cagliari. Milano non mi rappresenta. Ma io non ho deciso nemmeno per una cosa di rappresentanza, perché io non mi sento, cioè è brutto da dire, però non mi sento sardo, non mi sento cagliaritano, mi sento semplicemente un romano, fiero di essere romano, che tifa Cagliari però, semplicemente questo. Perché cioè, se mi sentissi, se dicessi di sentirmi o sardo o cagliaritano sarei soltanto un ipocrita, per me. Non lo sono, non lo sono, non sono sardo, non sono cagliaritano, però sono un tifoso del Cagliari, romano. Comunque Joao da 3 partite a questa parte si è spento, non so che gli sia preso, speriamo si sblocchi domenica. L'ho notato anch'io, l'ho notato anch'io che è un po' spento Joao negli ultimi tempi. Grazie, dottor Bococco, grazie. No, ma ci mancherebbe, è normale essere curiosi e magari avere un'idea propria, cioè io ti ho spiegato il mio punto di vista, tutto qui. Sei contento che è tornato Andrea Mereu? Assolutamente, assolutamente. Più si è su YouTube a parlare del Cagliari e meglio è. Zenga mi piace come allenatore, tu che pensi? Penso che è impossibile giudicarlo in un periodo come questo. Glick andrà al Benevento. Benevento si sta a fare una bella squadretta. Sì, sì, assolutamente Ale, no, no, lo sapevo che non ce l'avevi con me, tranquillo. Certo, altrimenti tutti i juventini sardi sarebbero curiosi di essere piemontesi. Sì, no, però è una cosa su cui cioè, che tengo a specificare sempre. Perché molte volte qualcuno mi è capitato che mi ha scritto qua sotto: tu sei sardo, tu sei uno di noi, tu sei cagliaritano. No, non sono sardo, non sono uno di voi e non sono cagliaritano, sono un romano tifoso del Cagliari. Però non posso rientrare in quelle 3 cerchi, ecco. Anche a voi dispiace che ci ritroveremo contro Sau con la maglia del Benevento? Sì, secondo me, cioè a me dispiace, però ripeto, è giusto che andasse via da Cagliari perché purtroppo non poteva dare più nulla e sono contento che al Benevento stia facendo bene. Secondo me Joao è spento negli ultimi tempi perché ora il gioco è più incentrato su Simeone. Probabile, probabile. Ciao Susanna, qui ce n'è tanto di caldo, anche troppo. Penso che quest'anno con tutta questa situazione le vacanze proprio non esistano, nella maniera proprio più assoluta, perché prima di tutto non ci fidiamo, né io né lei, e poi perché un anno senza vacanza non muore nessuno, ecco.
Non che prima avessimo fatto tutte queste vacanze poi, Ciao DM, Simo, non so uno di voi. E purtroppo non verrò mai a Cagliari, però grazie. Secondo te è normale che un napoletano tifi Juve? Secondo me no, nel senso, perché io odio chi tende a tifare le grandi squadre. È una cosa mia, perché non riesco a capire. Però, cioè, ci sta, ci sta. È una cosa mia quella. No, vabbè, Ale, è normale che metta curiosità, cioè io l'ho vissuta per 20, la sto vivendo per 24 anni, questa cosa dell'essere un tifoso del Cagliari a Roma. Sono tutti curiosissimi di sapere il motivo, il perché, il quando, il come, e ci sta, perché non è una cosa così comune. Specialmente poi se mi si sente parlare. Però sono contento comunque di vedere che crea curiosità sta cosa. Ciao Martino. No, ma io non sono uno di voi, ragazzi. Io non sono uno di voi. Mi piacerebbe esserlo, ma non lo sono. Ormai io penso che il Cagliari deve dire addio al sogno Europa League. Ovviamente, ragazzi, l'Europa League è andata. L'Europa League ormai è andata. Secondo me è successo qualcosa in Lecce Cagliari. O è Lecce Cagliari o è Cagliari Lazio. So quelle le due partite più incriminate. Qualcosa deve essere successo in quel lasso di tempo, sicuramente. Perché da lì in poi crollo verticale proprio. Quindi le due partite sono quelle. Per forza. Tanto aspettate. Ma abiti a Roma città o nell'Interland? Abito a Roma, 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 Roma. Non Roma centro, però a Roma. Sto dentro il raccordo comunque. Vabbè, sei giovane, perché dici che non andrai mai a Cagliari? Prima o poi ci andrai. DM, tranquillo, lo so, lo so. Le cose mie io le so, fortunatamente. Sarà un qualcosa di irrealizzabile, purtroppo. Tu non pensi che ci sia una remota probabilità che il Cagliari vada in Europa? Secondo me no, ormai sono svanite anche le più remote probabilità. Mi fa piacere che un ragazzo come te tifi Cagliari, questo lo apprezzo, Susanna, grazie mille. Secondo me Cagliari Lazio. Ripeto, è una di quelle due partite incriminate, o è Cagliari Lazio o è Lecce Cagliari. Sì, Lecce Cagliari quando c'era Olsen e Cacciatore. Io mi sento il pareggio contro la Lazio, questa sensazione. Beh, un pareggio contro la Lazio non è da buttare. No, io sono abituato a vivere in città. Io sono abituato a vivere in città. No, vabbè, non è che te devi dispiacere, eh. Perché dici che non andrai a Cagliari? Perché è illegale dirlo. No, è un qualcosa che secondo me non accadrà, semplicemente questo. Beh, anche io non ci credo. Anche io non ci credo più, ma se la Roma perde anche le prossime sette, allora forse un briciolo di speranza ce lo potremo ancora avere. Ma non c'è solo la Roma di mezzo, c'è anche il Milan. C'è da vedere se il Napoli arriverà al di sotto del settimo posto. Ci stanno tante variabili. Io tra l'altro sono l'unico al mondo a non essere mai andato a Roma. Tranquillo che non sei l'unico. Tranquillo Tore, vai tranquillo, alla prossima. Tanto scusate ragazzi, ma c'ho
Messaggio vocale da parte della mia ragazza da sentire, perdonatemi un attimo. La vedo difficile, Cristian. La vedo veramente difficile. Se non impossibile. Ciao Max! Io a Roma ci sono stato solo di passaggio per andare in Toscana 20 anni or sono. Minchia. Allora. Sì, vabbè, Mattia, è quello il motivo principale, cioè costa veramente tanto. Costa veramente tanto. Non è un fatto che non mi piaccia la città, perché è un mio sogno visitarla, però so che rimarrà un sogno nel cassetto, punto. Semplicemente questo. Secondo me è già un miracolo che siete salvi, senza comprarvi gli arbitri e senza tutti quei favoretti del cazzo stavate inculati. Basta rubare, meglio la B che un campionato falsato, non credi? Ma a chi è riferito questo messaggio? Al Cagliari? Cioè, la vedo difficile che sia riferita al Cagliari. Tutto a posto, Max, e tu? Ciao il prete? Adesso c'è la Raggi, sono riciclabili. Che culo. Ti sarebbe piaciuto tenere Olsen come secondo portiere e dare via Rafael? Ma Rafael sarebbe, penso che comunque finita la stagione andrà via, cioè si ritiri. Mi sarebbe piaciuto tenere Olsen come secondo, ma Olsen non avrebbe voluto fare il secondo comunque, perlomeno non al Cagliari, quindi ci sta. Ciao Giorgio, Martino, o è Lecce Cagliari o è Cagliari Lazio. Io sono in spiaggia adesso, beato te. Cioè, beato te, io sinceramente quest'estate la spiaggia non la voglio manco vedere. Sì, lo ha scritto un utente. Ha scritto: secondo me è già un miracolo che siete salvi senza comprarvi gli arbitri e senza tutti quei favoretti del cazzo state inculati. Basta fare, meglio la B che un campionato falsato, non credi? Quest'anno tutti i rigori al Cagliari, tutti i rigori. Ma no, forse mi sa che te stai a sbagliare perché al Cagliari tutti i rigori. Tirila fuori Nainggolan sotto effetto di stupefacenti e poi fai pure i video sfogo. Ringrazio per quello che avete raccolto, è pure troppo. Vi state sempre a lamentare e apprezzate. Ok, va bene. Poi sta cosa di tutti i rigori me la devi spiegare bene. Simpatica sta cosa, simpatica. Ha animato la chat almeno. No, più che altro capisco che è una perculata allucinante, però mi fa ridere se è stata fatta con l'intento di far incazzare me. La cosa preoccupante sarebbe se mi incazzassi io a 24 anni per una persona che mi dice una cosa del genere. Sì, lo so, ma cioè, trollarmi per ottenere che poi? Io non è che mi incazzo.
Vabbè, cioè, se mi vuole far incazzare perde tempo, dai. A me mi scivola tutto, quindi... Probabile, Sarrischi, probabile. Può essere anche per quello. Probabile anche per quello. Ciao Manuel. Ma sicuramente Ale, cioè, può essere anche quello, però boh, non lo so. Cioè, ok, cioè, io non, nemmeno se mi sforzassi a incazzarmi ci riuscirei, però ciao anche Alessandro. Però ok, cioè, se in questo momento le persone si divertono così, per me non c'è problema. Basta che poi la cosa non degeneri. No, perché bannare? Prossimo anno Juve Cagliari vi sfondiamo, vi aspetto. Guarda che Juve Cagliari c'è anche tra qualche partita. Cioè, io non te lo vorrei dire, non te vorrei spoilerare sta cosa, però Juve Cagliari c'è anche tra qualche partita. Shh. Però non lo dire a nessuno. Tiello segreto che ti spoilerò questa cosa. Anzi, è pure la penultima giornata Juve Cagliari, pensa un po'. È la 37ª giornata. Questa non conta nulla, noi abbiamo vinto il campionato e voi non avete obiettivi. Io parlo di partite serie quando vi giocherete il terzultimo posto con qualche squadretta sfigata. No, ma una curiosità mia, mo a prescindere che tu sia un troll o meno, ma a te del Cagliari precisamente, che cazzo te ne frega? La curiosità mia, cioè nel senso, da quello che ho capito, tifi Juve, per carità, ognuno è libero di fare la squadra che vuole, però se sei juventino o juventina, a te del Cagliari, cosa cazzo te ne frega? Non riesco a capire il nesso, ecco. Ah, ok, ok, ok. Allora adesso... Ok, ok, perfetto. Perfetto, perché prendete questa squadra sul serio? Siete ridicoli. Ma mi pare che qui di ridicolo ci sta qualcun altro. Lo sai che quel commento non si vede, vero? Lo posso vedere soltanto io. C'hai complessi di inferiorità? Mi dispiace. Comunque, ciao Luca. Tutto a posto, te? Cosa ne pensi dell'addio di Olsen? Penso che abbiamo perso un grande portiere. Un grandissimo portiere. Ciao Roberto. Il Milan, se continua così, assolutamente ci va in Europa League.
È veramente in forma il Milan, purtroppo. Purtroppo è molto in forma il Milan. Posso chiederti cosa ne pensi di Ibra in generale? Ogni tanto fa qualche uscita che dovrebbe risparmiarsi, non trovi? Ibra è così, cioè se una squadra prende Ibra è normale che deve sapere che va incontro a una persona del genere, quindi se uno sa che è così non lo prende. Chi sarà secondo te l'allenatore dell'anno prossimo? Bella domanda, bella domanda. Bellissima domanda. Tranquillo Martino, non ti preoccupare. No, Zenga ci sarà soltanto se il Cagliari arriverà al 7° posto, perché come vincolo contrattuale è stato scritto che qualora Zenga fosse arrivato al 7° posto sarebbe scattato il rinnovo del contratto. Però se non arriva al 7° posto viene svincolato. Ciao Albe, ciao Nicola, ciao a tutti ragazzi. E me sa proprio di no, Carlo. Me sa proprio di no. Io andrei su Giampaolo Mazzarri. Mm. Punterei di più su Giampaolo, Mazzarri non mi fa impazzire. Comunque Miro, non trovi che Zenga sia un pochino arrogante come uomo? Non per parlare male, assolutamente, però lo vedo un po' presuntuoso. Mi trovi totalmente d'accordo, però era quello di cui il Cagliari tecnicamente aveva bisogno, perché con Maran prima avevamo un allenatore che non aveva palle, Zenga serviva proprio a questo, quindi è quello su cui il Cagliari puntava. E a livello di quello che serviva, effettivamente Zenga può dare una mano, però ripeto, questa parte del campionato è allucinante, è tristissima, non si può nemmeno valutare seriamente un allenatore in questo periodo, perché giocando ogni 3 giorni con una rosa che tecnicamente non ha scelto lui, con gli infortuni di mezzo e varie cose, non puoi giudicarlo bene. Di allenatore io prenderei Di Francesco, anche se non abbiamo i giocatori adatti a lui forse. Però magari se gli si fa un calciomercato per adattare i giocatori al suo 4-3-3, qualcosa ne potrebbe uscire fuori. Qualcosa ne poteva uscire fuori, ne potrebbe uscire fuori. Però sinceramente Di Francesco a me non mi piace. Non mi piace per niente. A te Pioli invece piace? Mm. Pioli non lo so, lo devo inquadrare bene Pioli. Pioli lo devo inquadrare bene. Di Francesco e Giampaolo sono un po' una scommessa, assolutamente.
sono una scommessa. Giampaolo secondo me un po' meno, perché comunque ha dimostrato con la Samp e con giocatori che non fossero dei campioni in tutto e per tutto che poteva fare grandi cose, perché comunque è arrivato in quasi zona Europa, qualcosa di buona l'ha fatta. Di Francesco, sì, ok, è riuscito a rimontare una partita allucinante nei quarti di finale dei Champions e tutto quanto, però secondo me non ha dimostrato tantissimo ancora Di Francesco. Dicevo, ma non ci prendiamo Donnarumma per l'anno prossimo? Donnarumma, magari come vice Joao Pedro, però c'è Ragazzu, c'è anche Despotov, sarebbe di troppo, sarebbe di troppo. Una domanda un po' personale. Certo, Riccardo, ci mancherebbe. Aggiungo che sono tutti giocatori con caratteristiche diverse, attacco sta completo. Sì, però poi sarebbero troppi. Sarebbero veramente troppi. Un Ranieri, a me Ranieri piacerebbe più che altro perché ci sono affezionato a lui, ma non per l'allenatore in sé. Montella, per carità di Dio, per carità di Dio, Montella. Comunque questo per noi è stato il primo anno di ribalta, i gradini vanno costruiti poco per volta, speriamo che l'anno prossimo si continui a fare bene e magari anche meglio. Sinceramente se continuiamo a pensare all'Europa ma poi non progettiamo per bene la rosa è difficile che ci si possa puntare, difficilissimo. Bisogna partire dalla rosa innanzitutto, costruire una rosa adatta. Nianghe è stato ceduto, alleluia. Sì, ma in prestito secco poi. È una domanda un po' personale. Le brutte non ti rispondo, Ricca, però intanto falla. Ci mancherebbe. Chiedere è lecito, rispondere è cortesia, no? Vanno tappati i buchi in difesa e anche rivedere un pochettino l'attacco. Non tanto l'attacco, perché per esempio a vedere, secondo me l'attacco e il centrocampo sono stati fatti bene. Poi ci si è messa di mezzo la sfiga con i vari infortuni, le Pavoletti, cazzi e mazzi. Però ci vuole progettazione per tutta la rosa, non solo per alcuni reparti, perché non puoi pensare di costruire i vari reparti anno per anno. Eh? Dobbiamo averli così tanti cambi per me. Poi Joao si può considerare anche del quartista. Sì, sì, quello sì. Poi tanto ragazzo penso rimanga comunque a fare l'ultima scelta. Quello sì. Chi cambieresti nella rosa? In che senso? Un Lopez no. L'ho fatta tipo 4 volte, non l'hai mai. Rifalla perché stare a commentare veramente un botto e non gliela faccia salvare appresso. Ciao Candy, ma il Ninja torna a Milano secondo te? Molto probabilmente, 90% sì. Valu confermato titolare il prossimo anno, sei d'accordo? Sì, perché bisogna puntare sui giovani, specialmente in difesa. Che ne pensi se per la porta vendessimo Cranio e prendessimo Olsen a titolo definitivo o comunque un portiere aspetto che ci possa portare in zona Europa? Non è il portiere che ti porta in zona Europa, è la squadra. E sinceramente vendere Cranio per prendere Olsen, no, proprio no. Necessità di terzini in ambe le fasce? Sì, assolutamente. Il gol di Simeone per me era regolare, probabile, però tanto ormai è andato, quindi è inutile anche parlarne. Hai letto il patto di Racio e Giulini? Sinceramente no. Io ho paura che il Cagliari diventi una squadra di Udinese e Genoa che rimangono anni in Serie A, alternando stagioni buone e cattive, dopo un po' arrivano a fine corsa e retrocedono. Serve un progetto. È quello che è successo nel 2014-2015. Quello è successo. Però da una parte sono stato pure contento che retrocedemmo perché
servì a dare una scossa a quella squadra. Servì effettivamente a dare una grande scossa. Ogni tanto, non sempre, però ogni tanto le retrocessioni servono. Opinione impopolare era che tutti lo difendono perché è giovane e sardo. Carboni non mi è sembrato niente di che, non lo dico per le espulsioni. Sì, ha fatto un buon intervento, ma niente di che secondo me. Invece a me ha convinto tantissimo, perché ha dimostrato di avere carattere e autorità già dalla prima esperienza da titolare in Serie A. Non è cosa da tutti. Io non intendevo quello. Come per tutto alla base ci vuole una progettazione ferrata e ben strutturata. Io dico migliorarci per quanto riguarda i risultati. Assolutamente, anche quello. Però ripeto, quello si basa, i risultati si basano anche su quella rosa che tu costruisci durante l'anno. Se è carente la rosa è difficile pensare che i grandi e bei risultati possano continuare per sempre. In zona di retrocessioni, come vedi la lotta Lecce-Genoa? Spero che retroceda il Genoa. In porta abbiamo già Vicario, che credo sia pronto nel caso di cessione di Cragno, ma penso che Vicario faccia il secondo. Vicario faccia il secondo, Cragno rimanga il titolare e coso. E Ciocci faccia il terzo. Scandaloso il Genoa comunque. Che se Racia viene rifiutato, Giannini prova a tenerlo per farle finire la carriera in Sardegna. Non sarebbe male. Comunque Rastelli non ha fatto malissimo. Rastelli c'ha sì, Balotelli. Rastelli c'ha Borriello e gli ha parato il culo. Perché se no Carboni, se non erro, Miro è del paese di Tonò. No, Carboni credo sia di Tonara, che è lo stesso paese di Sau. Carboni, se non mi sbaglio, è di Tonara. Clavan comunque ha fatto un'ottima partita contro la Fiorentina. Non male, non male. Lichtsteiner, che ne pensi se ci si puntasse? Basta, basta vecchi. Basta vecchi. Te chi prenderesti per rinforzare la rosa? Dici qualche nome. In difesa, se devo fare qualche nome, mi verrebbe da dire, per esempio, un Rugani, Muldur dal Sassuolo, che mi piace veramente tanto. I primi due nomi che mi vengono in mente. Hai visto che l'Olbe si è salvato, a playout è riuscito a sconfiggere la Gian Erminio e come si chiama, o come si chiama, e quindi rimane in Serie C un altro anno. Sì, l'ho saputo, sono contento per loro. Per la questione portiere io venderei Cragno per prendere Olsen, non perché lo reputo scarso, ma perché Cragno lo vendi a 20 milioni e Olsen lo paghi 8-10, così hai soldi in più da investire sul mercato. Non è un ragionamento così sbagliato da fare, per carità, perché alla fine come ragionamento ci sta. Però sinceramente io punterei di più su Cragno. C'è da dire che l'abbiamo sverniciato con Rastelli quel campionato. Ranocchia, sì, vabbè. Io prenderei Bastoni e te lo danno. Aspetta e te lo danno. Che ne pensi di Cacciatore e del suo agente? Hanno buttato merda sul Cagliari. Ma sinceramente non ho letto quello che hanno scritto o che hanno detto. Però poco conta. L'importanza delle parole dipende anche da chi le dice. Sinceramente, se Cacciatore spara 0 sul Cagliari, vale 0 quello che dice. Fosse per me io lascerei anche Vicario titolare che reputo ottimo, così avremmo quei 20-25 milioni puliti di Cragno da investire totalmente, anche se è rischioso. Esatto, il problema è quello, è rischioso. Grande Susanna, grande. Ti piace come nome Colley della Samp?
C'è di meglio, ecco, mettiamola così. Sicuramente è un obiettivo alla portata del Cagliari, però c'è di meglio. Vicario non ha ancora giocato in Serie A, può anche essere scarso. Probabilmente, però se lo devi far giocare come secondo. Io prenderei Bani del Bologna. Anche Bani non è male. Mi pare abbia 27-28 anni, è una buona età e sta facendo molto bene. Sì, quest'anno tra l'altro effettivamente ha segnato un po' dei gol, quindi troppo rischioso tenere titolare Vicario, portiere che non mi piace. Bisognerebbe... Ah, che non mi ispira, no? Che non mi piace. Ma Vicario in Serie B non è che abbia fatto male col Perugia. C'è da dire che poi il Perugia quest'anno sta a fare un po' schifo in Serie B, però vabbè. Zenga ottimo allenatore, ha gran carisma, però penso farà bene a Cagliari, ma non si sa se rimane. Io vorrei un ritorno di Murru. No, sinceramente no. Io prenderei Ranocchia, sono sicuro che da noi resusciterebbe stile Olsen. Anche a me piacciono quei giocatori, però Ranocchia no. Ranocchia no, basta. C'è un giocatore vecchio che prenderei, che è Fazio. Devo essere sincero, però. Posso chiederti un parere sugli Unita per l'anno prossimo? Io penso che solo la squadra con il centrocampo attuale sia limitato. Avrebbe più senso cederlo e tenere un De Jong che simile a lui. Ma io cederei tutte e due. Cederei tutte e due. Barro del Bologna non verrà mai. Io ho sentito che per ricostruire servono due cessioni fra i nomi, cioè quello di Joao e di Nandes, e sinceramente mi sto cagando sotto. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Cosa stai combinando ultimamente? Stai lavorando? No, anzi ho fatto domanda per reddito di cittadinanza. Non sto scherzando, l'ho fatta veramente. No, non sto lavorando, sono disoccupato. Comunque Milo sei un grande, continua così a portare contenuti sul Cagliari, io li seguirò sempre. A presto e sempre forza che stai. Grazie mille Manuel, alla prossima. Sì, io non so se l'abbia fatto effettivamente la grande stagione Vicario, però so per amici che comunque sta giocando bene al Perugia, tralasciando il periodo di merda che sta avendo la squadra dei Cosmi. Andrea Mereu, ogni tanto ci sentiamo sul gruppo. Penso che sia ritornato su YouTube perché comunque ha trovato degli spazi liberi in cui poter registrare, però portando alcune modifiche al canale. Per esempio non fa più le live reaction, non fa più i pre-partita e si limita a fare i post partita. Sì, 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 assolutamente Andreolli. Io prenderei Ghiglione per le fasce. Ricordo che stava facendo molti assist ed era addirittura primo come assist pensato in Europa. Non male, non male. Io se fossi la dirigenza del Cagliari rinforzerei solo la difesa per questa sessione. È il reparto principale da rifondare, ecco. Ma quell'idiota che ha scritto quelle fesserie forse ha visto un altro film. Non so a chi ti stai riferendo, Susanna. Io prenderei Rugani anch'io. Infatti, Cristian, io mi riferivo proprio a Cartal. Cartal. Del Genoa chi si potrebbe prendere in caso di retrocessione? A me piacerebbe prendere Iago Falche. Ti piacerebbe Striker Larsen? Perché no? Ionita non è male, solo che Zenga fa giocare lui esterno e Nades centrale. Sì, ma Ionita è proprio finito. Se dovesse restare Zenga potrebbe puntare molto su Vicario perché lo ha lanciato lui a Venezia. Sì, ma Zenga rimarrebbe solo nel caso il Cagliari arrivasse al settimo posto. Come mai tu, Miro, non li fai pre-partita? Perché se dovrebbero dire costantemente sempre le stesse cose, sarebbe un video semplicemente ripetitivo ogni volta, perché tanto è quello che si fa nei pre-partita, edulcorare la verità, e sinceramente non me vate ripetere sempre le stesse cose e di sempre le stesse frasi fatte, quindi evito di farle. Rogani non sarebbe male, ma il problema è quello, il costo. Lo prendi in prestito con diritto.
Tanto la Juve lo lascia. A me Tomiyasu non spiace. Beh, te credo. Ci sono tuoi colleghi youtuber che ci insultano un giorno. Un giorno sì, e non si sa. Ma sinceramente, ripeto, Albi, cioè, non ti fa toccare da ste cose. Non ti fa proprio toccare. Beh, Lazovic non sarebbe male. Goldaniga a me non mi fa impazzire. Ciao Simo, alla prossima. Quanto costerebbe Rugani? Rugani penso una decina di milioni, non di più. Chi si ricorda Ab e chi se lo scorda? Caligiuri che poi tra l'altro è andato al Benevento. Caligiuri. Caligiuri, Nico. È Caligiuri. Che mo gioca al Benevento. Va bene Roberto, allora alla prossima. Anche a te Roberto, alla prossima. Volevo dire un giorno sì e l'altro pure. Non esagerare, vabbè. Caligiuri non gioca nel Benevento, regà. Comunque Albi, non ti fossilizzare su quello che dicono gli altri. Perché l'intento loro è quello proprio di far verosicà. Ah, è Caldirola. Mi sono sbagliato. I'm sorry. Comunque Albi, non te fa triggerare a ste cose, non te fa roder culo. Perché vedi pure prima, c'era quella che rompeva il cazzo. Io gli ho dato il minuto suo di notorietà. Poi una volta vista che non me la inculavo più, o non me lo inculavo più, se n'è andata, o se n'è andato. Se tu gli dai la soddisfazione di dargli retta, e infatti poi fortunatamente ho visto che anche in chat non gli davate più retta, così bisogna fare. Perché se tu gli dai retta, gli dai modo di continuare. Perché è loro quello che vogliono, fa verosicà. Magari l'intento loro è anche il più spregevole e cattivo. Non lo metto in dubbio perché non lo so, non lo posso sapere, è un'ipotesi. Ma se tu ti fai vedere che rosichi, gli dai soddisfazione. Gli dai soltanto soddisfazione. Rosicare per cosa? Per frasi dette da chi? È una persona importante questa per te? Lo vedo, cioè, ne dubito. Quindi perché fassero del culo? Non c'ha senso. Ciao Carlo, alla prossima. Vorrei una definizione di tifosetto occasionale. Il tifoso occasionale è colui che tifa una squadra solo quando fa comodo. Il Cagliari nel periodo centrale del campionato, quando stavamo andando bene, era pieno di occasionali, ma pieno. Ciao Carlo, un abbraccio. Ma un Thiago Silva? Sarebbe bello, ma l'ingaggio chi glielo paga? Chi glielo paga l'ingaggio? C'è sempre quello di problema. Io, esatto, il prete, almeno quello. Grazie, grazie Susanna.
Sì, ma assolutamente, qua parliamo sempre del giocatore, la persona quando non la si conosce è inutile sparare sentenze. Come le vedessi un ritorno di Vesino, nel suo breve periodo a Cagliari mi era piaciuto molto, ora credo che verrà ceduto dall'Inter perché è perennemente offeso dai tifosi. Io non lo prenderei per una questione di principio, non mi è mai andato giù quel Cagliari-Empoli. Non mi è mai andato giù quel Cagliari-Empoli. Ho rosicato troppo quella partita. Stessa cosa, Nico, stessa cosa, stessa identica cosa. Stessa identica cosa. Stessa identica cosa. Se ci dovessi avere carta bianca li venderei tutti, però mi dispiacerebbe per alcuni. Io prenderei Bani, Lianco, ma Lianco nemmeno più di tanto. Sì, ma Nandez in fase di contenimento diventa sempre il terzino destro della difesa a 5. Widmer è un mio sogno nel cassetto. Widmer è un mio sogno nel cassetto. Cagliari-Empoli fu la partita in cui ritornò Zeman sulla panchina del Cagliari e nel calciomercato invernale Vesino andò all'Empoli dal Cagliari poi e ci segnò il gol, se non mi sbaglio, del 2-1 al finire della partita. Il gol dell'ex ci fece e quella cosa non la digerii mai. Avevo letto 2 mesetti fa che volevamo prendere Maximovic, ma ora lo vedo impossibile. Sì, ora non dico impossibile, ma è difficile dato che si parla di un Koulibaly in partenza. E ok, ma non puoi usare Nandez con la difesa. Lo so, però è così. Non è che abbiamo tutta sta grande abbondanza in difesa. Ah, era il gol dell'1-1, ok. Chiedo scusa. Tutto a posto, Bruciteddu, tu? Questo è il secondo anno di fila dove nella prima giornata abbiamo affrontato la prima in classifica della Serie B dell'anno prima, è vero? 1-1, perdonatemi. I'm sorry. Chiedo scudo. Il problema è che Cranio è dato all'Inter quasi sicuro. Vedremo. A sto punto prendi Lazzaro dell'Inter. Non è a titolo definitivo al Newcastle, Lazzaro? O è in prestito? No, è uguale, è una cosa di principio, Nico, mi è rimasto qui mi è rimasto. Speriamo di no, Ale, speriamo che non si salva pure quest'anno. Ma non per il Genoa in sé o per i genoani, ma per Preziosi che proprio non lo sopporto. Se non dovesse restare Zenga, chi vorresti come allenatore tra i nomi che girano? Io ho un sogno nel cassetto, ma è irrealizzabile. Cioè, ce ne avrei due dei sogni nel cassetto irrealizzabili. Quindi se te devo dire uno fattibile che però ha già rifiutato il Cagliari, te dico Guidolin. Però c'ho due sogni nel cassetto. Totalmente realizzabili perché costerebbero l'ira di Dio.
Assolutamente sì, Bruciteddu. Assolutamente sì. Ranieri più per la persona. Io più per la persona che per l'allenatore. Anche a me non sta molto simpatico Preziosi, ma lo dico più che altro per tutto quello che è successo l'anno scorso. Anche quest'anno non mi piace il Genoa. Preziosi fa schifo. Ragazzi, ogni tanto mi è capitato di vedere partite del Lecce. Mamma mia, quanto fa schifo Farias. E lo dico da uno che crede tantissimo in lui. Ma fa veramente cagare come giocatore e soprattutto come persona. Perché come persona? Che ha fatto Farias? Mi sfugge qualcosa? Ranieri grandissimo, signore. Ma il Torino per adesso, se non mi sbaglio, sta a 35 punti. 34. 34. Io spero che si salvi il Lecce, ecco. Petagna lo vorresti? Assolutamente no. Farias, ragazzi, se non si salva, torna da noi, eh. A me Liverani, sinceramente, non mi dispiacerebbe. Guidolin è un bel nome. Sì. Allora, in prestito del Cagliari c'è Pellegrini, che a fine stagione torna alla Juve, che sicuramente poi lo gira in prestito a qualche altra squadra. Poi abbiamo tecnicamente Rog e Simeone che sono in prestito, ma tutti e due con obbligo. Mattiello è in prestito e poi non mi ricordo chi altro. Che ha fatto rompere i coglioni che voleva andare via perché non giocava, in realtà giocava. Poi fa una partita con Lecce e segna e fa una frecciatina al Cagliari dicendo che qua parliamo, ma non lo facevamo giocare. Penso sia normale che se ne andasse da Cagliari perché si era rotto il cazzo di giocare per il Cagliari, era palese. Era palese. Mi dispiace perché comunque a me piaceva come giocatore. Sì, Mattiello è con diritto. Liverani non lo vorrei io perché dalla primavera se ne volle andare per altri lidi. Dalla primavera dalla... Liverani ha allenato la nostra primavera. Davvero? E i nostri giocatori in prestito in altre. Allora, abbiamo Caligara in prestito al Venezia. Poi abbiamo Vicario in prestito al Perugia. Sederri in prestito all'Olbia. Ah, giocava. Ah, ok. I'm sorry. Non lo sapevo. Poi abbiamo. Fatemi pensare. Chi altro abbiamo Farias in prestito al Lecce. De Iola in prestito al Lecce. Cerri in prestito alla SPAL. Bradaric in prestito al Celta Vigo. Mianghè in prestito al CAS Eupen. Capello, se non mi sbaglio, sta al Venezia ma a titolo definitivo. Leverbe è della Samp, non è del Cagliari. Castro dovrebbe essere a titolo definitivo alla SPAL.
Ah, i giovani in prestito all'Olbia non me li ricordo. Seder è del Chievo? Despota è tornato dal prestito, quindi Seder è a titolo definitivo, regà. Sì, lo so che Seder è al Chievo, ma in prestito dovrebbe essere, no? Eh sì, è in prestito al Chievo. Pure a me all'inizio Bradaric sembrava buono. No, se non mi sbaglio, Aresti è a titolo definitivo all'Olbia, però mo controllo, perché la mia memoria non è che sia granché. E infatti è a titolo definitivo all'Olbia. Crosta a me sinceramente non mi piaceva. Tra l'altro, mo da quello che mi dice Wikipedia sta a Renate. Sì, sì, Despotov anche se è tornato non possiamo schierarlo, però comunque non è più un prestito. No, Daga, se non mi ricordo male, a titolo definitivo all'Arezzo, se non ricordo male. Noi siamo stati molto sfortunati comunque, se non avessimo avuto infortuni come tutte le altre squadre praticamente avremmo avuto una signor panchina e ci avrebbe fatto fare più punti grazie ai cambi a partita in corso. Ah, Romagna, è vero, Romagna, al Sassuolo. Probabile, Nicola, però con i se e con i ma la storia non si fa. È andata così. Cacciatore, basta, basta. Durato pure troppo. Pinna in prestito all'Empoli. Pinna in prestito all'Empoli, me l'ero scordato. Tipo Pereiro che dovrebbe tornare dalla prossima a cui è morto il padre, da quello che ho capito. Oliva, Pavoletti che senza ricaduta ora potrebbe giocare, eccetera. Sì, lo so, però ripeto, con i se e con i ma la storia non si fa. Così. Pinna grandissimo dispiacere del prestito di Pinna. Grandissimo dispiacere. Intendo dalla ripresa del campionato, ma sicuramente ci avremmo avuto un turnover più ampio con loro, sicuramente. Sicuramente ci avremmo avuto un turnover più ampio. Madò, regà, che callo!
Ficcadenti, per carità di Dio. Che peccato non aver mai visto Ninja e Pavo in campo insieme. Come no? La prima giornata contro il Brescia c'erano tutti e due. Contro il Brescia c'erano tutti e due, eh? Beh, sicuramente adesso Alessandro nemmeno gli si riuscirebbe a dare una grande valutazione. Anche in Coppa Italia se ne hanno giocato insieme. Oddio, non mi ricordo. Cosa ne pensi di Ogunsei? Non lo conosco. Ora che ci sono obiettivi più realistici in campionato, dobbiamo lanciare più giovani possibili per vedere chi può rimanere in pianta stabile. Sicuramente, più che altro, non è il fatto di avere più obiettivi realistici, è il fatto di non avere più obiettivi, perché ormai l'Europa è andata, la salvezza l'abbiamo ottenuta, quindi possiamo giocare tutto il resto del campionato spensierati e vedere qualche giovane in più non sarebbe male, ecco. Mancoso è trequartista. Però non so se può fare anche il regista. Comunque è stata la nostra fortuna che si sia rotto Pavoletti, che condizionava il nostro modo di giocare. Grazie a cui è arrivato Simeone non sarebbe mai arrivato senza l'infortunio di Pavo. Sì, però il fatto che comunque Pavoletti abbia influito nel nostro modo di giocare ce lo portiamo appresso anche quando non c'è lui, perché continuiamo a crossare senza motivi logici. Sì, lo so, Brucideddu. Lo so. Che l'abbiamo da... Al cassa è open. Cicarini lo terresti? Sì, perché come riserva secondo me non sarebbe male Cicarini. È da abbastanza Lorenzo, da 1 ora e 23. Sì, Lorenzo, Thomas, scusa. Da 1 ora e mezza praticamente, Thomas. Curioso di vedere se si riuscirà a proporre insieme Pavoletti e Simeone. Secondo me sì, perché ideologicamente Simeone cioè, vorrebbe giocare più da seconda punta che da prima punta, anche se ultimamente con Zenga sta giocando da prima punta. Ti piaceva Mianghè? Insomma. Ciao Seb, Colombatto, io amavo Colombatto. Colombatto è uno dei miei più grandi rimpianti. Uno dei miei più grandi rimpianti. In alcune sì, in alcune Nico sì. In alcune sì, non tutte, ma in alcune sì. Mancoso verrebbe subito al Cagliari, secondo me. Probabilmente. Però troppi giocatori per quel ruolo. Mancoso non te lo danno. Ma se retrocedono, secondo me te lo danno Mancoso. Castro torna da noi. Castro dovrebbe essere a titolo definitivo alla spalla. Il mio più grande rimpianto per il Cagliari è anche lui. Anche lui. Pure a me Ale mi piaceva un botto con un batto. Caligara non l'abbiamo praticamente mai visto con la maglia del Cagliari. Anche a Venezia non è che stia giocando con continuità, però nel settore della giovanile della Juve comunque se ne parlava molto bene di lui, quindi non saprei.
Non saprei. Ah, che bellezza. Aspettate un attimo, rispondo a un messaggio. Eccomi. Ciao Alessio. Serie Roceno non so, mi pare difficile però, anche perché lui si è affezionato all'ambiente leccese. Sì, però Cagliari è Cagliari. Melchiorri ormai c'ha la sua età. Ma un Desciglio? No. Ma è vera la storia che Castro si faceva la moglie di Clavan? Non lo so. Il bello è che Anna è andato a finire in Arabia per fare plusvalenza, esatto. Hai letto di Shaqiri che lo vuole il Cagliari? Sì. Manco in un sogno. Ti propongo sta chicca di mercato, sostituire Birsa che era il trequartista di riserva con Zaic, quello del Empoli che è andato non so dove. Non sarebbe male, dato che Zaic ci aveva pure purgato. Hai rivoluzionato casa? No, c'è solo quel coso che è stato spostato, ma perché stava qua sotto alla scrivania. L'ho spostato di là per comodità. Solo quello è diverso. Rabiot a me non ha mai fatto impazzire. Se Joao va alla Fiorentina si prenderà un altro trequartista barra seconda punta. Mandzukic sarebbe spettacolare ma non ci verrà mai. Cagliari sarà Cagliari, ma se un giocatore non vuole partire poi va a sapere. Ma trattandosi di Mancosu, secondo me, perché no? Il Cagliari vuole prendere un attaccante ancora, ci servono terzini perché Faragò fa sbocco ormai. Lo so. Io so anni che lo dico. So anni. Younes per ragazzo non te lo dà a Napoli, secondo me, Younes. E poi ragazzo ci serve anche per il discorso degli ex primavera per chi ha fatto le giovanili del Cagliari a livello di rosa. Cosa ne pensi del Benevento che vuole Glick, Mandzukic e Gervinho ha praticamente preso Remy? Che fare una squadra di vecchie glorie non ti porta comunque a tanto. Chi era peggio secondo te tra Faragò e Cacciatore? Cacciatore. Di Mandzukic se abbiamo Paoletti non ce ne facciamo niente sinceramente. Appunto, mandiamo via Paoletti se prendiamo Mandzukic. Ma tanto non accadrà mai. Purtroppo c'entra Alessio perché anche non volendo lui gioca terzino, quindi Madò quanto c'ho paura quando se giocherà Benevento Cagliari. Quanto c'ho paura de Sau. Ci purgherà. Prendiamo Schürrle. Non ci è venuto l'estate scorsa, ci viene adesso. Sì, infatti, Nico, quanto è quotato poco. Esatto, Ale, esattamente. Mamma mia, Ale. Cioè, se il Cagliari riproponesse la rosa che c'era al Basilea anni fa, tanta roba. Piazza no, Piazza mai. Chi sale in A dopo il Benevento per te? Penso il Crotone, che credo sia al secondo posto, e poi spero una nuova squadra tramite playoff.
Quindi ti direi o Spezia, o Cittadella, o Pordenone. Da quello che ho capito va al Genk, Thomas. Da quello che ho capito Dessers va al Genk. Roberto Insigne. L'insigne fake non sarebbe male. Finché segna Sao va bene, l'importante è che non segni Cerri contro di noi. Mamma mia, quanto ho strippato. Giannetti, io regà, io lo amo, Giannetti, io lo amo. Sì, Nico, ma infatti era fantacalcio quello, cioè, non era una cosa seria. Ah, anche il Pisa che so anni che non viene in Serie A. Dessers lo ha preso il Genk ufficiale, ecco appunto. Beh, da una parte meglio perché comunque a noi ci serve giusto un'altra, no, nemmeno più di tanto. Cioè, se in attacco stiamo messi bene. Fai la live reaction di Cagliari Lecce? No, non faccio proprio in generale live reaction perché non ce la farei a sta presso a tutto. Tu come terzino chi prenderesti? Dipende se intendi terzino sinistro o terzino destro. Ho visto un po' di video di sudamericani accostati al Cagliari e alcuni non sono male. Non giudicare mai i giocatori dai video di YouTube, mai. Il Cittadella merita di salire in Serie A. Probabile. Io il Pisa lo simpatizzo perché per un quarto sono. Io ci ho fatte vacanze a Pisa, quindi. Con Sciacca e Stoker, esatto, mamma mia. Con Embolò, madre di Dio. Anche la Virtus Entella. Ah, come terzino destro, Muldur tutta la vita. Ciao Nico, alla prossima, tanto tra un po' chiudo anch'io. Sì, Embolò mi piaceva un botto. Embolò mi piaceva un botto a me. Grazie Matteo. Non è che l'ho incrociato, ci siamo proprio incontrati. Sì, erano quelle vacanze, sì. Suso mi piacerebbe a me. Vina io sinceramente non lo conosco. Non ho visto il Basilea contro chi è stato pescato. Conti del Milan non mi piace. Non t'ho salutato Matteo, scusa. Ciao Matteo. Calabria incostante. Dipende che video intendi per il Barbo, Lorenzo. Dipende che video intendi. Perché secondo me dei video di Barbo è molto più inerente a Terò che a un giocatore. Faraoni non sarebbe male. Florenzi sarebbe un sogno. Io per i playoff di Folentella non è mai stata in hype. Da non promossa ha fatto un'impresa e per un bel po' è stata quarta, me lo ricordo. Poi ha preso la sindrome del Cairi, ma si è ripresa come noi ed ora è ottava. È quello il fatto, Alessandro. È impossibile valutare i giocatori con i video.
Guardi cinema? Sì, ogni tanto. Il Basilea, nel caso passasse, sfida la vincente tra Shakhtar e Wolfsburg. Aia, Shakhtar brutta. Comunque per la tua gioia quest'anno la Roma si è decisa a battere il suo record di schifezza totale in campionato. Meno male. Intendevo le sue partite in Colombia prima di... Sì, sì, lo so. Però pure il calcio colombiano non è minimamente paragonabile a quello italiano. Quindi... Dovrebbe essere giovane Embolo, ma non mi ricordo preciso quanti anni abbia. Ascolti ancora Caparezza? Assolutamente. Scusate. Sì, vabbè. 17 milioni no. Ma manco l'unghia del piede del Joao Pedro ci metti per 17 milioni. Isla ormai è bello cantato. Quadrato non ci verrebbe mai. Vorrei Muriel al Cagliari. Non sarebbe male. Non sarebbe per niente male Muriel al Cagliari. Io terzino prenderei uno di esperienza e Mattiello Panchinaro. Basta terzini di esperienza. Vorresti Acerbi della Lazio? Non lo rifiuterei, ecco. Se ti dovessi dire che lo voglio proprio spassionatamente, no. Però di certo non si butta, ecco. Radu della Lazio ormai è vecchio. Ormai è vecchio. Nei tempi migliori l'avrei preso a occhi chiusi Radu, ma ormai è vecchio. La Lazio a parola, ti ricordi i bei tempi al Cagliari, Miro? Parola al Cagliari? C'è qualcosa che mi sfugge? Mi piacerebbe. Io sinceramente Parolo lo prenderei. Come riserva non sarebbe male. Ho visto che ha segnato quella Araslin, però non l'ho mai visto. Della Lazio prenderei Patrick e Lukaku. Io prenderei solo Lukaku. Ricordo che dovevamo prendere sia Parolo che Candreva. Non me ne ricordavo, devo essere sincero. Io ancora c'ho quella cosa qua de Avenatti che era del Cagliari praticamente e poi se non mi sbaglio andò alla Ternana. No, sinceramente quello di Parolo non me lo ricordavo. Mi ricordo che praticamente noi avevamo preso, che era un anno fa, 2 anni fa, Cofì del Genoa, che poi alla fine saltò tutto. Poi non mi ricordo gli altri acquisti mancati del Cagliari. Se il Toro retrocedesse è difficile, farei colpo Baselli più Cerri e Ionita. Baselli a me piace. Baselli a me piace tantissimo. Però purtroppo si è rotto il crociato. Alfredo Donnarumma o Torregrossa. Gli attaccanti siamo completi. Matteo, già sono troppi quelli che ho adesso. Ti ringrazio però.
Io pure l'ho visto lì, Lorea Venatti, e non mi era dispiaciuto, infatti rosicai parecchio. Piazza a gennaio, è vero, Piazza, ma meglio così, meglio così. Secondo me Cragno, Mattiello, Valu, Carboni, la difesa titolare va bene così. Ma ce devi avere i rimpiazzi. A me piacerebbe Alexander Arnold. Grazie. Grazie al cazzo. Gaspar Cagliari, ma a me, io sinceramente non sono un fanatico dei Gasperini. Magari come allenatore sarà uno dei migliori attualmente, però l'uomo a me non piace. Bonifazzi, sinceramente, non ha mai convinto più di tanto, secondo me. Nuovo contagio a Cagliari. Azzo. Kahneman del Gremio, è vero, pure Tonelli. Madonna, Kahneman. A me Robertson. Ma io punterei su un ragazzo giovane di prospettiva che io sono sicuro potrebbe fare molto bene. Non so se lo conoscete, si chiama Samuele Longo. Non so se lo conoscete, secondo me può fare bene. Secondo me può fare molto bene. Sì, quel periodo dovevamo prendere sto mondo e quell'altro, ne fosse arrivato uno. Esatto, il nuovo rombo di tuono. E se lo dice Gerry Scotti, allora sta segnando tutte le domeniche a Venezia quel disgraziato. Sì, vabbè, però sostanzialmente stiamo a parlare di una pippa. Cioè, non è da girarci intorno. Mamma mia, davvero, Lorenzo, davvero. Danilo Avelar. A me, io se ripenso a Avelar, ripenso sempre a quel Roma-Cagliari. Comunque, ragazzi, io finisco sta sigaretta e vado, perché poi dura troppo la live. Cosa ne pensi del Benevento in Serie A? Penso che rosico, perché anni fa nel Benevento ci giocava il cugino della mia ragazza e adesso il Benevento torna di nuovo in Serie A. E rosico, perché ci poteva stare lui. Non ho un attore preferito. L'Arrivei, il divino, altro che Jonathan. Qua non posso mettere i cuori, Matteo. Qua non posso. Anche il Cavir. Se Lecce non si salva, ritorna Farias. Che ne pensi? Che lo venderemo. Il cugino, sì, il cugino della mia ragazza giocava nel Benevento. Grazie, grazie Matteo, pure io. Adan, che poi adesso sta all'Atletico Madrid.
Biraschi no, non mi piace per niente. Non te posso dire il nome, però te posso dire che giocava comunque nel Benevento. Te posso dire che lui giocava con Cataldi nelle giovanili della Lazio, doveva andare insieme a lui, cioè uno dei due doveva andare in prestito al Crotone. Tecnicamente ci doveva andare lui in prestito al Crotone al posto di Cataldi, però da quello che mi hanno raccontato credo siano dei successi dei casini col suo procuratore, alla fine ci andò Cataldi e poi il resto, come si suol dire, è storia. Poi comunque lui sta avendo per adesso una carriera tra le squadre di Serie C e di Serie D, perché ha giocato al Benevento, poi se non mi sbaglio è andato all'Ischia, poi ha giocato anche nel Matera, poi è andato a Rieti, Lumezzane, a Zeta Picerno, l'ha portato in Serie C la Zeta Picerno e adesso sta giocando il Trastevere. Ma tu te lo immagini se l'anno prossimo lo scudetto lo vincerà il Verona con la stessa identica rosa di quest'anno? Mamma mia. Grazie Matteo. Se non mi sbaglio Ale è del 94 lui. Al Cagliari manca un attaccante contropiedista come Suazo, ma è riuscito a sostituirlo per 15 anni. Più che altro manca un attaccante contropiedista che sappia segnare, perché da attaccanti contropiedisti ce ne abbiamo avuti. Il primo che mi viene in mente è Ibarbo, ma anche Adrian. Segui Mike Scioscia? No. Sarebbe un sogno che lo vincesse l'Atalanta. Che dici Miro? Lazio Cagliari si farà con qualche tifoso? Non lo so, ma tanto comunque non avrò la possibilità di andarla a vedere. Kahneman anche a me. Kahneman anche a me piacerebbe. No, non seguo nessuno della Illuminati Crew. Tra tutti mi piacerebbe De Zerbi. Anche Juric non è male. D'Aversa no. Guarderai Barcellona-Napoli? Se riuscirò sì, perché no? Un pensierino su Sciala. Chi è Sciala? Perisic non sarebbe male. Sì, lo so, De Zerbi ha appena rinnovato. Tranquillo Thomas, tanto adesso chiudo. Madonna mia. Oddio, basta, basta. Basta, Christian, ti prego. Ok, l'ho capito, però basta. Basta.
Mandami una foto di sto Franco. Comunque, regà, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia per questi praticamente quasi 2 ore. È durata un botto sta live, però è anche giusto dato che era da un po' che mancavano. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Ci vediamo domenica per il post partita di Cagliari-Lecce, sperando che il Cagliari, adesso che abbia raggiunto la salvezza, non si adagi sugli allori. E niente, un bacione a tutti e ci vediamo alla prossima. Bella, regà.